La Romula di Francolini batte per 2-0 la Lodigiani e accede ai quarti di finale del campionato Under 17 Elite Playoff. Gli Amaranto Oro battono per 2-0 i Reds con i gol di Aquilini e Mango, 1 per tempo. Prima occasione e subito Romula in vantaggio, palla sul lato destro del campo, cross all'interno dell'area di rigore, arriva Aquilini che spinge il pallone in rete con il destro, 1-0 e Romula subito in vantaggio. Al 20° risponde la Lodigiani che prova a reagire, lancio lungo in verticale, palla respinta, poi conclusione che termina al lato, ancora Lodigiani che si muove con il suo numero 3 Colucci sulla zona di sinistra, cross all'interno del rigore di Pier Mattei, palla poi alta sopra la traversa e ancora Colucci da rimessa laterale da là, la nuova azione offensiva da parte della formazione in maglia bianca, palla all'interno dell'area di rigore con il numero 10 Spinosa che prova a girarsi, conclusione di Pier Mattei che termina poi sul fondo. Romula che allora risponde al minuto numero 27 della prima frazione di gioco, prova una nuova azione offensiva, questa volta è il numero 2 della formazione Amaranto Oro a mettere il pallone al centro, altra azione offensiva sempre di Ciavarelli che dà la sua spinta all'azione della Romula, conclusione da parte di De Luca che termina alta sul fondo, ancora Romula in proiezione offensiva sul finale della prima frazione, risponde con una parata l'estremo difensore ospite, poi ancora Colucci che serve l'1-2 e prova la conclusione murata da Coronaschi in calcio d'angolo. Romula che trova il raddoppio subito ad inizio del secondo tempo ed è un episodio onestamente da rivedere, cross all'interno dell'area di rigore con Mango che esce dal campo dopo aver concluso l'azione, azione che prosegue, lo stesso numero 16 rientra e mette il pallone in rete in posizione di evidente offside non ravvista da parte del direttore di gara. 2-0 per la Romula che allora gioca sul velluto e trova una nuova azione offensiva qualche istante più tardi con conclusione di destro murata in calcio d'angolo. Amaranto Oro che con il doppio vantaggio proseguono nella loro azione offensiva al minuto numero 30 e ancora il numero 2 a mettere il pallone al centro, colpo di testa a liberare dall'area di rigore per la Lodigiani che poi sventa la minaccia. Ultimi 2 tentativi invece per i Reds per provare a riaddrizzare il primo turno dei playoff. L'ultima vera azione offensiva arriva dalla zona di destra del campo con il calciatore che prova a rientrare, palla all'interno dell'area di rigore, poi conclusione che termina alta sopra la traversa. Così dopo il recupero per il direttore di gara non c'è più tempo.